È un'iniziativa che è assolutamente condivisibile nella sua impostazione perché non fa leva sulla paura, sulle sanzioni, sui divieti, che pure comunque hanno la loro funzione, ma fa riferimento alla leva culturale ed educativa, direi prima ancora che educativa, culturale delle persone. C'è la libertà che si conquista e l'autonomia, che per i giovani è un fatto importantissimo, ma accanto a questa deve maturare anche il rispetto per la vita, per la salute propria delle altre persone. Quindi è un fatto proprio veramente squisitamente culturale, cioè man mano che cresce l'autonomia e la libertà deve crescere anche la responsabilità, in questo caso la responsabilità verso il rispetto, verso la propria vita e la vita degli altri. Quindi muoversi nell'ambito educativo e culturale è l'investimento migliore.